Grazie Presidente, ovviamente non sono minimamente soddisfatta della risposta che, come sovente accade, è una risposta da Ponzio Pilato. Noi Assessore le abbiamo chiesto se la Giunta intenda censurare o meno questo comportamento. Sappiamo perfettamente non serve scomodare la Giunta e fare una delibera per dirci che non è competenza sua e dei suoi colleghi intervenire nelle prassi amministrative di concessione di un patrocinio di un comune. Noi abbiamo chiesto a lei e alla Giunta di esprimere un'opinione, una eventuale censura rispetto a un fatto grave che riguarda, ripeto, i fondamenti della Repubblica Italiana e della Costituzione del nostro Paese. E se lei mi spiega che non lo può fare perché non ne ha il potere amministrativo, ci sta prendendo in giro, Assessore, perché non vuole esprimere il punto di vista suo e della Giunta rispetto a questo fatto. Allora è davvero comodo fare i paroni del Veneto quando ci sono le cose facili da fare e quando si deve decidere da che parte stare, se dalla parte di Ampi che chiede la proiezione di un film per celebrare la lotta partigiana o dalla parte di un sindaco di destra che nega il patrocinio del proprio comune su quell'iniziativa. Lei non può non dirci da che parte sta, o meglio, ce lo sta dicendo attraverso questa inutile delibera di Giunta e il suo omertoso silenzio. Grazie.